Cari amici, bentrovati. Nel 1995 sono stato ospite in una trasmissione televisiva su Antenna 1, emittente locale che oggi non esiste più. Trasmissione dal titolo Misteri e Poesia, condotta dalla giornalista Anna Maria Amoroso. Avevo appena 23 anni e le mie idee sul tema Processione dei Misteri erano abbastanza chiare già all'epoca. Noterete, oltre alla recitazione del mio repertorio poetico sui misteri, anche la mia critica tagliente nei confronti del mio stesso gruppo, ossia l'Arresto Ceto dei Metallurgici, che qualche anno prima si era reso protagonista di iniziative che collimavano con l'armonia generale della processione. Insomma, un documento video molto interessante, ma non ridete, perché se lo fate io vi vedo. Buona visione. Determinati eventi scandiscono la nostra vita perché ormai sono diventati tradizioni. Tutto quello che riesce a sfidare i secoli diventa senza tempo. A Trapani questa realtà è rappresentata dalla processione dei misteri, 4 secoli e mezzo tra religione e folklore che scorrono nelle vene dei trapanesi inalterati in tutta la loro essenza. Niente di strano se un evento del genere è capace di scatenare sensazioni ed emozioni tali a chi è dotato di innata vena artistica e può nascere autentica poesia, fatta non solo di stati d'animo con occhi rivolti nostalgicamente a quanto nel corso dei secoli è andato perduto, ma anche di critica sapiente al punto da fungere quale documento attendibile di come si svolge la processione dei sacri gruppi dei misteri ai nostri giorni. Stiamo parlando di Nino Barone, appena 23 anni, ma immerso nella cultura della Via Crucis in tutti i suoi aspetti, tra il sacro e il profano. Ma ascoltiamo questo personaggio con un pizzico di orgoglio e compiacimento, poiché appartiene al modo sempre attuale di essere trapanesi. La processione di misteri. Finalmente arriva lo giorno desiato. Nescono i misteri dopo un anno passato. E la gente è misa che aspetta a monzeggio una gianica piazzetta. Con lo scuscio di la ciaccola, li portatura su pronta ai sari e la banda subito comincia a suonare. Ed ecco che nesce lo primo misteri addobbato sopra con tanti belli ciuri. E appresso ci vanno tutti lauci vari con tutta le portatura pronta a stancare. E pigia longasciata si mette in un cammino aspettando che presto viene lo mattino. E in capo ai marciapiedi c'è un sacco di gente che sta lì alla processione tutta attentamente. E già chisse ci sono pure forestieri che scattano fotografie, misteri per misteri. Volavo lo pomeriggio e manco a metà strada, ma a Piazza Vittorio fanno una fermata. Ne approfitta lo vescovo ogni anno presente di in capo un palco dice missa la gente, ma solo più un'ora, rurau sta firmata, si ripiglia il re per tutta la nottata. Comincia il re cammino, la sfilata di livari, per chi la via Fardella ora sa attraversare. E mentre i bandi suonano, marci di funerali, li portatura fanno la negatina tradizionale. Passando ora la curva assai sperata, si smonta processioni per fare una riposata, ma i misteri vanno avanti, camminano tutta notte e i cristiani ci vanno al re a virisille tutte. Ma ora c'è stanchezza, per i poveri portatura, si mettono sotto i giovani che hanno spada per ora più dura. E in capo i marciapiedi, i si vanno a riposare con una bottiglia di vino e un pezzo pane per mangiare. Ma passaro presto, 10 ore da riposata, un da re la processione per tutta mattinata.
e a risulta lo misteri, si mettono in portatura per fare giasciata che ormai per piccarura. E mentre tutto questo sta per aggiunnare, chi lo sole già comincia a affacciare, ma sempre si cammina, anche se qualcuno si riposa, si può dire solo che è vicino la piazzetta della chiesa. E finalmente la spartenza arriva alla trasuta, con dal re tutti l'augi fino all'addolorata. E la piazzetta come aerei è china di cristiani, ogni gruppo che trasia ci battiano le mani. Ma la cosa che sai fa commuovere la gente è la negatina delle portatura, stanchi morti ma gioco eccellente. Ma arrivata la Maronna addolorata, ancora più commozione, piggia longa annegata. E questa ultima trasuta finì la processione, chiglia di Gesù Cristo, di la morte e la passione. La processione dei misteri, così come la vede Nino Barone, è un acquerello di come si svolge la manifestazione, un mescolarsi inevitabile di ciò che appartiene al sacro e al profano, fino a diventare costume e tradizione. A prescindere dalla capacità vigile e attenta di osservare che ti porta a descrivere gli avvenimenti, come vivi personalmente i misteri? Allora, per me i misteri hanno un'importanza sia religiosa, folcloristica, culturale. Quindi io vivo la processione dei misteri in tutti i suoi aspetti, che sono questi elementi che naturalmente fanno di questa manifestazione una delle più famose e più belle del mondo. Quindi noi dobbiamo cercare, i consoli, organizzatori, dobbiamo cercare di mantenere viva questa manifestazione e cercare inoltre di ripristinare quei valori che nei 4 secoli della sua esistenza si sono persi. Tu sei figlio d'arte, tra virgolette, nel senso che hai respirato fin da piccolo l'atmosfera che sta attorno a questa manifestazione, perché tuo padre è appunto un console, cioè il responsabile del gruppo che gli è stato affidato. Evidentemente questo ha inciso molto sul tema predominante delle tue poesie. Da semplice trapanese, pensi che avresti subito lo stesso il fascino della Via Crucis? Sicuramente no, pure perché non ho avuto il tempo, essendo che ho iniziato a 9 anni, non ho avuto il tempo da viverla fuori, perché ho iniziato a 9 anni e sono qui, ogni anno sono stato sempre in mezzo alla processione. Sicuramente no, anche se devo dire ci sono delle persone che pur vivendola da fuori hanno una certa passione per questi gruppi, però sicuramente non è la stessa di quella che può avere uno che ci lavora, uno che è dentro. La processione dei misteri che con vero spirito di sacrificio affronta, perde il lavoro, lascia anche impegni familiari, impegni professionali per dedicarsi nel periodo che è abbastanza lungo di vigilia della processione alla raccolta dei soldi, all'organizzazione, eccetera, eccetera. Quindi sicuramente uno che la vive fuori la vive in un altro modo. 10 anni di misteri, 10 annati su, chi sogno nei misteri, la prima a 9 anni mi parsi chi fu aerei, 20 annati fuori, passaro presto e hai stato sempre no gruppo di l'arresto, a nisciuta mi ricordo, tutto chi tremava, lo cuore battia forte, la gente mi tagliava, e a così niscivi, costina de giumano, viso e bello serio, paria uno cristiano, e nei capi di fatti, c'era un chicchiriggio, la gente mi diceva, chi bello picciriggio, ma lo tempo passa e ora, dopo sti 10 anni, sto picciriggio bello, ormai di 11 anni, e come ogni anno, serio pu cammino, era stanno in processione vestito di parrino, e stanno passao puro, trasero i misteri, e pibbille li cristiani si pigliarono pure i feri. E ora viaggi consoli, do gruppo di l'arresto, vi dico sto picciotto, lo console fa presto, e vi condai così, e rima sti pensieri, vi condai voi tutti 10 anni di misteri.
Misteri 1989. Pur stanno gli cristiani si vittori misteri, tagliavano la processione con di picciotti belli e seri. Anche se dicono non so più come tanto tempo fa, picchina voda c'era più religiosità. Ma i tempi cangiano e cangiano i misteri, ma colpa è delle console, che i patti non ne sanno mantenere. Difatti pur stanno, ci furono discussioni, per lo ceto di metallurgici, chi fece veramente impressione. Ma solo per le portatura, a gente si rumoriao e a un capoconsoli i già male criticao. Picchiggi, sanno a vestire tutto uguali, con la divisa blu, chi da originale. Ma nonostante sta grande delusioni, è sempre meglio la nostra processione. E come ogni anno la spartenza processione ravio, la dolorata processione terminao. E man mano che i gruppi trate in una chiesa, tra applausi, lacrime, commozione e squilli di tambura, i consoli già pensano all'anno prossimo per fare ancora più fiora. E quindi chissà non è più vera religiosità, ma sull'orgoglio, un non c'è, manca un poco di verità. Nella tua produzione artistica è evidente la critica e a volte l'ironia nei confronti di chi, stando dietro le quinte di questa manifestazione, a volte privilegia altri interessi che ben poco hanno a che dividere con la manifestazione stessa. Ma veramente sono inevitabili tutte queste beghe che puntualmente ogni anno si verificano? Purtroppo sì, perché non si possono prevenire queste beghe. Non si possono prevenire perché ogni volta ce ne accorgiamo all'ultimo minuto, proprio quando la processione sta sfilando per le strade della città di Trapani, ci accorgiamo che c'è sempre qualcosa che non va. E ci sono sempre state queste cose e ci saranno. Dal mio punto di vista è sbagliato perché se si vuole strafare, perché magari c'è il gruppo più ricco e l'annacata più bella, l'addobbo più suggestivo, sono cose che fanno perdere alla processione fanno perdere senza dubbio alla processione quel valore che veramente la processione stessa ha. A proposito di critica, in una delle tue poesie, mi sembra Misteri 89, tu critichi la rappresentazione di un gruppo per il modo di vestire, perché praticamente si discosta letteralmente da quello che è la normale rappresentazione degli altri. Sì. Io critico il ceto dei metallurgici che quell'anno ha fatto indossare ai portatori un abbigliamento che si allontanava parecchio dal normale vestiario fino a quell'ora conosciuto e usato, suscitando così un certo disordine anche all'interno della processione. Possiamo parlare di vera evoluzione dei caratteri della processione? E se sì, in questo caso, quando è avvenuto e quali aspetti sono cambiati realmente? Nei 4 secoli della sua esistenza la processione, diciamo, che ha subito dei cambiamenti che senza dubbio hanno segnato la storia della manifestazione. E se vogliamo prendere in considerazione un momento ben preciso di evoluzione, sicuramente è quello posteriore alla Seconda Guerra Mondiale. Ad esempio, diciamo, fra i molteplici cambiamenti che appunto la processione dei misteri ha subito, possiamo dare un accenno ai cavalletti che hanno sostituito le forcine, che in pratica hanno dato maggiore stabilità al gruppo statuario, e con i cavalletti sono nati anche i drappi neri con la denominazione del ceto e delle piccole cose che magari oggi come oggi non vediamo all'interno della processione, ma in verità sono cambiate. Li consuli succhini di passioni, nalivini ci scurrisangu di processioni. Cercano sempre di fare li così buoni per piacere alla platea delle persone. Un mese prima cominciano le riunioni, per la raccolta si spartino le zone e tutti in semmola si scangiano pensieri per birri come nescere un misteri. E per ferriari si perde una giornata, la cosa ci viene travagliata, ma con amori pigliano la situazione sperando che ci sia soddisfazione.
e ogni giorno sempre caedrà, armati di pazienza e volontà, pinzanno a sera di misteri, lasciano in casa sole le muglieri. Ma finalmente arriva la vigilia, nesce domani la processione più grande da Sicilia e tutti i consoli si mettono in discussione per fare l'ultima di le riunioni. C'è quei calluscia, cu fa conta e cu prepara, poi di questa chiesa a vestere la vara. Piglia chissu, dammi l'auto e fa così, e arriva pure lo santo venerdì. Li consoli stiorno sottisi e allisciati, e hanno tutti gli occhi appassionati, li capigli frischi e delicati delle persone idri suttaliati. La banda suona, avanti pilisciati, li picciotti foru tutti assistimati, li portatura cominciano l'annacata e li consoli ci runano una tagliata. E da così per tutta seretina, per la nottata e pure di mattina, a passo lento sempre si cammina, ormai la trasuta s'avvicina. Arrivati la piazza è china china, si sente la freschezza da marina, ma li consoli sottisi come aerei, c'è qualcuno su te sbarri du misteri. L'altro invece preparano la chiusura e solo fare fiura. Già sei annaga, ne esce a cura, chisti li parole alle portatura. E tra l'applausi si fici la trasuta, li consoli si fanno una chiangiuta. Sono lacrime di vera commozione che ormai di secoli fanno tradizioni. E da così finì la processione, abbracci e vasi, niente delusione. Qualcuno dice, pigliato d'emozioni, pensa già alla prossima edizione. La spartenza, lo signori che è già chi lo cresciu per 33 anni, ma a consolalla ci arresta Giovanni. Cosa ha significato e significa tuttora per le maestranze avere la responsabilità di occuparsi del gruppo a loro affidato? Allora, per le maestranze diciamo che è una responsabilità enorme aver affidato un gruppo, perché naturalmente questo gruppo si deve gestire, si deve portare in processione nel migliore dei modi possibili. Le maestranze, i consoli, che poi sono diciamo, i rappresentanti di una maestranza, che gestiscono un gruppo statuario, devono pensare a tante cose, perché ci sono molte cose da fare nell'ambito dell'organizzazione, la banda musicale, la SIAE. L'arresto, lo signore in all'orto fu arrestato, Pedro già di spada s'avia armato. Ma Gesù ci disse, obbedisci, cu di spada ammazza, di spada perisci. La caduta al cedron, c'ha li catini e li petri du torrente, lu signori che in terra malamente, c'ha muttuna e qualche pirata, avia ormai la faccia rassegnata. Li massari, in Giapani li chiamano massari, spuntarono 150 anni fa, sono chiggi che portano le vari dei misteri con forza e volontà. Ora vengono chiamati portatura, lo tempo vola e le cose fa cangiare. Sotto l'asti la camminata è dura, ci sono picciotti, anziani a mezza età. E meno male che c'è lo balloncino, che lo piso lo sparti per metà. Non solo è lungo, è pure bedruchino e non c'è scanto di fare zighezzà. E suonano le giumme delle bande, suonano laioni o la vella e annagano i vari culisanti per birri a quei che fa più bella. E a qualcuno una lacrima a cicare, su dolura oppure commozione. Un si sapi e non può scovare chi se n'autro mistero in processione. Si sape solo chi fanno appassionari agli cristiani d'ingape marciaperi, chi stanno urati, fermi a tagliare a uno tutti i misteri. Un parlamo poi di la trasuta, annagano cu cuore e cu pazienza, purtroppo gioco è ormai finita, sa meritano la giusta ricompensa. E dintra chiesa, con la stanchezza in facci,
si pigliano un giurido misteri e dopo chi si spartono i picacci lo portano magari alla mogliere. La Pasqua vinni, ne spaddici e dolori, ognuno d'idri è in casa chi so cari, e anche si incontro un gemaronno e signori, quando li viri, sai chi sono massari. È d'accordo che l'incontro tra il sacro e il profano avvenne quando la confraternita, trovando difficoltà sia per quanto riguarda l'organizzazione che per problemi finanziari, decisero di coinvolgere anche le professioni artigiane trapanese, cioè le maestranze, affidando loro i misteri. La pensa così? Ma senza dubbio nella processione dei misteri esiste questo miscuglio tra sacro e profano. Però nonostante ciò quest'unione risulta essere, diciamo, un elemento che caratterizza in un modo o nell'altro anche la processione dei misteri stessa. Per quanto riguarda il passato non mi posso sbilanciare, però per il presente posso pure fare l'esempio dell'applauso della gente quando il gruppo sta facendo il proprio ingresso nella chiesa. Questo viene considerato come un qualcosa di profano da qualcuno. Io sono d'accordo con l'applauso perché questo sta a significare che la popolazione sta partecipando vivamente alla processione dei misteri e quindi dando così un valore in più a questa grande manifestazione. Come si sovvenziona un mistero? Il sovvenzionamento di un gruppo avviene, diciamo, tramite la richiesta appunto dei consoli di un'offerta agli appartenenti, soprattutto, diciamo, essenzialmente agli appartenenti alla categoria. Per esempio i metallurgici, che è una categoria molto amplia, di cui fanno parte i fabbri, gli elettricisti, i meccanici, i macellai andranno dai macellai, gli ortolani andranno negli ortolani. Quindi con il ricavato di questi contributi, diciamo che cerca di sostenere le spese della processione, che sono le spese della banda musicale, sono le spese dei portatori, sono le spese della processione, sono le spese dell'addobbo floreale, eccetera, eccetera. I massari rappresentano una voce particolare nel contesto della processione dei misteri. È sempre esistita questa figura e chi sono i massari di oggi? La differenza che ci potrebbe essere tra i massari di ieri e quelli di oggi, diciamo che pure per quelli che erano i tempi, è che i massari di ieri erano delle persone che avevano bisogno di quel denaro per sfamare la famiglia, e adesso diciamo che il bisogno di una volta non c'è più sicuramente, però una cosa è certa, e su questo non ci piove, che quando stanno eseguendo un'annacata, quindi questo movimento bellissimo che imprimono al gruppo, sicuramente ai soldi non ci pensano. E parliamo dell'annacata. Qual è il suo significato? È vero che la riuscita di un mistero, oltre che dall'addobbo, dipende molto anche dall'abilità dei portatori di imprimere questo strano movimento? Sicuramente l'annacata è molto importante per la processione dei misteri perché diciamo riesce, cioè il gruppo statuario, i portatori anzi, imprimendo a questo gruppo, questo movimento ondulatorio a tratti sussultorio, diciamo che riesce così ad attirare l'attenzione della popolazione e magari a stimolare le persone ad un attimo di riflessione, vedendo questo gruppo quasi quasi si rivive veramente quel momento, il prima veramente della morte e la passione di Gesù con l'annacata. Quindi attirare l'attenzione vuol dire? Non vuol dire questo, però riesce a coinvolgere le persone e a far rivivere a queste persone, a partecipare, a rivivere la passione di Cristo. La coronazione di spine, dingia una stanza con manette e catini, ci mettono in testa una corona di spini, eppure una coperta ci ettano con furia e poi sti soldati ci fanno l'ingiuria. Parliamo di restauro, possiamo dire che i vari gruppi...
Questo non lo possiamo dire perché i gruppi dei misteri hanno bisogno ogni anno di essere restaurati, necessitano di piccoli rifacimenti, però molte volte vengono trascurati perché si pensa, si dedica più tempo al percorso, tipo all'itinerario. Fare un itinerario, al giorno d'oggi l'organizzazione perde 3-4 mesi per fare un itinerario, perché si cerca di fare un itinerario per le esigenze della città e del popolo, quindi passare dal comune o di passare da una via in. E quindi cosa succede? Che i misteri vengono invece trascurati. I misteri, parlo di le statue, quelli che veramente sono i protagonisti e che devono essere curati, perché ce ne sono molti in condizioni. Io non li sto a guardare tutti, posso parlare soprattutto del mio gruppo L'Arresto, che è proprio in condizioni precarie. Misteri, stiorno e aerei. 400 sono anni di misteri, ne altri invece li conosciamo aerei. La storia è lunga, come processione, ma così ora non sono più buoni. Mi pare giusto fare sto discorso. Nei misteri ormai c'è troppo lusso, li maestranzi con i vestiti scuri, un nessuno l'addobbi con diciuri, già li massari, gi facci travagliati, ora invece ci sono stipendiati, e votanno pure l'occhio per dal re, quando ave con si fa la via Mercè, una volta sì chi c'era devozione, ma un nessuno più sti processioni, ora vemo tonachi e tonacheggi, l'importante è che siamo beggi. Avemo pure le ciuri tropicali, a sti tempi lo garofano non vale. Gli stratuzzi che ora su stratuna, a cui li metti ci rassi una corona. Tanti cosi ora non sono più buoni, un è chista la vera processione. Consoli, cercamo di capire, troppo carte di 100.000 lire, troppo cosi per essere tagliati. Finemola con sti ranni baggianati. Hai ragioni Giovanni Cammareri, chi si qua pegnato un suo mistero.